Buongiorno, buongiorno. Oggi voglio iniziare così il mio buongiorno. Una buona giornata a tutti quanti voi. Oggi è mercoledì 9. Fateci mantenere le nostre famiglie, giustamente, perché avete fatto chiudere la Timac, però aiutate queste povere famiglie che avete tolto un lavoro. Sia ben chiaro, perché questi non c'entrano niente. È gente operaia che vuole guadagnarsi la fetta del pane e il piatto per mettere sulla tavola. Allora, se veramente la Timac recava danni, allora sistemate quei poveri operai. Io sono solidario con tutto il mio cuore e tutta la mia stima verso questi operai, che ci sono tante persone che mantengono le famiglie con quello stipendio. Ecco perché se si è deciso di chiudere la Timac, bisogna veramente sistemare questa gente, farli fare gli ausiliari del traffico, che ne abbiamo bisogno. Ce n'è tanto di lavoro che si può fare, che si può creare anche per il bene della nostra città. Ma date lavoro a questi che hanno perso il lavoro, perché non è giusto assolutamente. Ci dobbiamo anche medesimare per questa gente che ora veramente non sa, c'ha i grattacapi, cosa deve fare, perché è anche gente grande, e quando uno è grande non se lo prende nessuno a lavorare, purtroppo. Allora tu Stato, tu Comune, tu chi sia, dovete sistemare questa gente, punto. Ma questo lo dico veramente di cuore, e nessuno mi ha detto di fare questo servizio, nessuno di loro mi ha detto: Lello, vieni a parlare di noi. È una cosa che mi è venuta spontanea stamattina, perché ho letto, io non pensavo che ora l'hanno proprio chiusa la Timac. Buona giornata, buongiorno a tutti chi mi sta scrivendo. Scusate se non vi rispondo immediatamente, anche perché oggi sono da solo. Ciao Dima, ciao Francesca, ciao Francesco, ciao Sabino, ciao Vicky, ciao a tutti ragazzi. Una buona giornata, che è molto importante. Il lavoro, purtroppo, veramente qui c'è gente che andrebbe anche a fare qualsiasi tipo di lavoro, ma vuole lavorare, ma purtroppo non ce n'è. Allora quando chiudete un servizio dove ci sono 30-40 operai, pensate anche alle 40 famiglie che staranno senza lavoro, cioè senza stipendio e senza lavoro, le persone che lavorano alla Timac. Veramente, ripeto, sono solidario tantissimo per questa gente, perché non c'entra niente. Non penso che loro volevano il male loro, assolutamente. Anzi, secondo me, pur di mantenere il posto, sono stati troppo bravi a tenersi tutto dentro. E vi ripeto, sono solidario al 100%, ragazzi, veramente, di vero cuore. Non mollate. Io non starò in silenzio, parlerò sempre di questa cosa, fino a quando non sapremo che hanno sistemato queste stupende famiglie, perché veramente mi dispiace. Oggi come oggi trovare un lavoro è difficilissimo, Beh, che dire, buongiorno a tutti, buona giornata. Ciao Francesco con la Giulia, grande amico mio, come stai? Anche tu troverai, anche tu, non ti preoccupare, confidate in Dio, Madonna, ragazzi, confidate. Oggi è il compleanno di una mia amica. Ciao Loredana, auguri. Stavo fatta dire, sarà mezzanotte qualche cosa, lo rifacciamo a prima mattina. Ciao e auguri, di vero cuore anche a te. E voglio fare gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni. Auguri. Anni, qualsiasi ricorrenza. Io fra 4-5 giorni avevo
da festeggiare 18 anni di matrimonio, ma purtroppo, ahimè, è andata così. Guardate che mare, signori, guardate che mare, guardate che mare, guardate che mare. E purtroppo sì, cari amici, purtroppo sì. Il mare è bello da vedere, ma dobbiamo vedere cosa sta sotto, perché ieri ho visto un servizio, mamma mia, ho visto un servizio ieri che veramente dissi tra me e me, povero mare, bottiglie buttate a terra, buttate nei fondali, tanto di quella schifezza che i ragazzi vanno anche a pulire, quelli dei sommozzatori, che fanno sì che il mare sia pulito. Però ragazzi, cerchiamo di preservare il mare è una risorsa incredibile, e poi non prendiamo malattie, perché tutte queste schifezze prendiamo malattie, quello è il discorso. E poi voglio far sentire questa bellissima canzone. In Puglia c'è una realtà importante della storia, con le battaglie vinte nella gloria delle sue strade, il suo profumo ti conquisterà, il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierai con le affannate corse sulle spiagge, con un sole che scalda il cuore nelle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei nei guai, ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Valletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla realtà. Forza Valletta, 100.000 voci in coro che si alzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Ti stupirai durante il sabato di notti insonni, vivrai nei bar, fiumi di moda tra sorrisi e sogni, come in TV, per un momento cambia la realtà, ti senti grande, come il cuore della tua città. Grande Valletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Valletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla realtà. Forza Valletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Grazie Valletta. Sì, quando la vorrei cantare tutti insieme questa canzone. E allora, oggi c'è la finale di Coppa Italia, Milan-Juventus, auguri a tutti, chi festeggia qualsiasi ricorrenza, ripeto, auguri al grande Antonio D'Amato, il nostro mitico barlettano che dirigerà questa bellissima partita. Speriamo, ancora sarà una cacca di partita, spero che non succeda niente sia sugli spalti che sul campo, una partita leale,
come sempre. E che dire amici, tante di quelle cose vorrei dire. Sabato annunciamo la nostra bellissima lista di Barletta Vest. Noi siamo da soli, siamo apolitici, non appoggiamo nessuno, siamo da soli, e il nostro candidato sindaco, quando lo vedrete e lo saprete chi è, io penso che voi barlettani puro sangue voterete questa persona, sono sicuro, perché tutti i barlettani vorrebbero questo sindaco. Non parlo più. E allora, che dire cari amici, che dire? Lasciamo dare. Ciao! Ecco Eraclio, anche di mattina è bello, sempre bello Eraclio, sempre bello. Ora vado in via Nazareth, faccio un giretto, anche perché sono le 33 io devo andare a lavorare. Facciamo quest'altro bellissimo girettino. E poi ragazzi, io vi chiedo solo una cortesia di condividere questo video, dai, condividete, anche per far vedere agli altri amici che stanno fuori, che non conoscono ancora la nostra realtà di Barletta Vest. Io non vi chiedo tanto, pochissimo, ma un click. A me mi piace, non mi interessa, a me mi interessa che si divulga di più questa voce, specialmente ripeto, stamattina è dedicato agli operai della Timac, veramente, che mi dispiace tantissimo. Ripeto, non è una cosa tanto per dirla, dal profondo del mio cuore, veramente mi dispiace chi ha perso il lavoro. Dice Vicky, dice Francesco, li leggo dopo ragazzi perché purtroppo non c'ho. Ecco qua il nostro mitico Eraclio, c'è bello papà Russo. Va bene, vi auguriamo una buonissima giornata, un buon divertimento a chi si va a divertire, un buon lavoro per chi va a lavorare e un buon tutto a chi fa tutto e a chi non fa niente, buon niente. Buona giornata a tutti, ciao mamma, ciao zia Franca, ciao a tutta la mia famiglia e un augurio ancora a Loredana. Ciao Loredana, buona giornata a tutti.